Gentili telespettatori, buongiorno, ben ritrovati ad una nuova puntata di Ore 13 in diretta. Il titolo lo vedete, manovra finanziaria, cosa c'è da sapere? Naturalmente parliamo della manovra economica 2020, approvata in via definitiva con tutte le sue novità, ce ne sono molte, parleremo infatti di IMU, di Tasi, di misure di contrasto all'evasione fiscale, dei parametri di detrazione al reddito, insomma cercheremo di sviscerarla il più possibile, cercheremo di capirne un po' di più, cercheremo anche di avere qualche strumento in più per sapere come comportarci. Lo faremo in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. Ho il piacere di avere in studio il professor Antonio Viotto, commercialista e docente universitario Ca' Foscari. Buongiorno, bentornato. Grazie. Do il benvenuto anche alla dottoressa Barbara Arcaio, commercialista. Buongiorno. E al dottor Gianluca Zinno, anch'esso commercialista. Buongiorno. Ben trovato anche Grazie. a lei. Aspettiamo le vostre domande. 0422 1626 798 il numero per intervenire in diretta e appunto fare una domanda ai nostri ospiti sui tanti temi che tratteremo oggi. E allora io comincio dal professor Viotto, perché insomma questa manovra economica 2020 tra conferme e novità è stata anche molto discussa, naturalmente come sappiamo. Facciamo un po' un excursus, una fotografia, una valutazione complessiva sua. Ma direi, in sintesi direi subito che è una manovra che ha un taglio modesto. È una manovra che ha dei lati chiari, dei lati scuri, che ha come punto diciamo fondante la lotta all'evasione. Questo è un punto fondamentale, molto chiaro, insomma è stato esposto anche così dal Presidente del Consiglio, insomma la lotta all'evasione diventa un punto fondamentale. È chiaro che è una manovra molto condizionata da scelte fatte in passato, per cui molta parte della finanza pubblica è condizionata da certe decisioni, tipo reddito di cittadinanza, quota 100, che oggi vincolano la possibilità di fare altre cose. Ci sono delle conferme, per esempio incentivi per gli investimenti, ricerca e sviluppo, che sono positivi. Ci sono degli interventi piuttosto modesti verso il sostegno alla famiglia, perché per adesso i numeri sono contenuti. Si parla di investimenti nel cosiddetto Green New Deal, cioè investimenti nel settore ecologico, per diciamo, indirizzare l'economia verso scelte sostenibili. Si parla di 30 miliardi in 15 anni di investimenti. Poi in Italia si sa che si mettono i miliardi per fare investimenti, ma poi gli investimenti non si vedono sempre. E devo dire con un po' di rammarico che invece c'è un taglio alla ricerca scientifica e questo ritengo che sia che invece al contrario dovrebbe essere sostenuta. Questo ritengo che sia molto grave, perché è vero che si agevola la ricerca in ambito industriale e questo è positivo, ma dall'altra parte devi agevolare anche la ricerca scientifica, devi stimolare la ricerca scientifica di base. Invece, come abbiamo visto e come ha confermato anche il nuovo ministro, la ricerca è stata in questo caso penalizzata. Per cui, come dire, le scelte, ecco, tutto dipende dal fatto che le finanze a disposizione non sono molte, i vincoli sono molti e quindi ci si deve muovere in un sentiero molto stretto. Si fanno delle scelte, si privilegiano certe cose, è chiaro che qualche altra cosa rimane ai margini. Insomma, mi sembra di capire una manovra a tinte chiaroscure, no? Sono più le tinte chiare o più le tinte scure? Direi che... allora, è chiaro che qui questa è una valutazione... Certo. Secondo me sono più le tinte scure, nel senso che quello che manca, perché ci sono dei buoni provvedimenti, quello che manca è una visione strategica complessiva di dove si vuole portare un paese. Quindi lungimirante. Qui invece, come dire, a parte questi 30 miliardi nella Green New Deal, che però sembrano tanti in 15 anni, ma in realtà non sono tanti perché la Germania parla di 100 miliardi in questo settore. Noi guardiamo sempre alla Germania, no? Per I democratici americani propongono un piano di Green New Deal di 1.000 miliardi di dollari, quindi i nostri 30 miliardi non sono molti. Come dire, abbiamo un paese che è ingessato, cioè non ci sono, le scuole cadono, le strade hanno i buchi, la ricerca non viene finanziata, cioè, ci vorrebbe, come dire, un pochino più di spinta
pochino più di spinta verso scelte strategiche. Invece noi siamo vincolati da scelte che sono state fatte in passato. Abbiamo un debito pubblico molto alto e quindi questo chiaramente vincola molto quello che si può fare. Una spinta insomma che ancora non è arrivata, no, nemmeno con questa manovra 2020. Con la dottoressa Arcaio invece andiamo a parlare delle misure per la casa, perché anche qui ci sono alcune novità importanti con il bonus Casa 2020 e con la conferma delle detrazioni fiscali per il recupero edilizio e la qualificazione energetica. Che cosa c'è da sapere riguardo a questo, dottoressa? Allora, nel 2020 sono state riconfermate le detrazioni IRPEF per quello che riguarda il recupero edilizio, quindi le classiche ristrutturazioni, okay, che prevede una detrazione del 50%, è rivolta alle persone fisiche, ed è stato anche confermato il tetto di spesa di 96.000 euro, perché dobbiamo ricordare che la norma in realtà prevederebbe tutto dimezzato, quindi un 36% su 48.000 euro, quindi l'aver riconfermato quanto era già stato fatto anche negli anni passati ha permesso di continuare ad avere un'agevolazione più alta, okay? Ed è ripartibile in 10 quote, vuol dire in 10 anni si usufruisce di questa detrazione. Certo. Dall'altra parte è stata anche riconfermata la riqualificazione energetica, la detrazione sulla riqualificazione energetica, cioè il risparmio energetico, tutti gli interventi che si fanno anche qui sugli edifici esistenti. Qui la detrazione sia riconosciuta alle persone fisiche ma anche per esempio alle società IRES, e anche qui è stato riconfermato. Okay? Quindi di fatto non è che sono state apportate delle modifiche al regime esistente, alle norme esistenti, ma semplicemente è stato prorogato, ma questa è una cosa molto importante comunque, altrimenti sarebbero terminati con tutti i lavori fatti fino al 2019. Invece per quanto riguarda, o meglio, sarebbero stati ridotti le importi dei tratti. Invece una novità importante introdotta nell'ambito edilizio riguarda il bonus facciate. Ecco, questa è appunto una novità della nuova legge di bilancio. Che questa proprio non era mai stata fatta prima. Andiamo un po' a spiegare anche quali sono i requisiti. Ecco. Sì, allora semplicemente è una detrazione che è molto importante perché è del 90%, quindi molto più alta rispetto a quello che è per esempio la ristrutturazione, che è il 50%, o il risparmio energetico, che è più o meno tra un 50 e un 65%, quindi è un importo molto molto importante e è fatto per incentivare un po' il recupero e il restauro di tutte quante quelle facciate degli edifici che ci sono nei centri storici e nelle zone circostanti, comunque quelle edificate. Ecco, proprio perché si chiama bonus facciate, sì, no? Perché riguarda proprio le facciate degli edifici. Anche proprio addirittura solo la pulitura e la tinteggiatura esterna delle facciate. Quindi è evidente che insomma un po' per il decoro delle nostre città questa qui è proprio un intervento finalizzato a questo. Certo. Okay. Dicevamo un po', ecco, i requisiti, andiamo un po' a capire allora, un po'. Non ci sono tantissimi requisiti, nel senso che non c'è un tetto di spesa massimo, e anche questa è una forte differenza rispetto alle altre agevolazioni che invece prevedono dei tetti di spesa molto più contenuti. Qui non c'è di fatto un limite di spesa, semplicemente si dice che la detrazione è del 90%, ma i lavori chiaramente devono essere rivolti alla sistemazione delle facciate, quindi si dice alle strutture opache delle facciate, agli ornamenti, ai fregi, insomma, quello che riguarda le facciate degli immobili. Certo. Okay? Però non ci sono di fatto dei requisiti particolari ed è in realtà rivolta sia alle persone fisiche ma anche alle società, perché ne può godere anche ai fini della detrazione IRES, quindi l'imposta che pagano le società di capitali. Voleva aggiungere qualcosa? Sì, no, volevo far notare che quando hai un bonus, un credito d'imposta del 90% della spesa, vuol dire che il 90% di quello che tu spendi ti è finanziato dalla collettività. Certo. D'accordo? Perché sono minori imposte che tu paghi. Spendi 100, hai minori imposte da pagare per 90. Questa è la misura. È, come dire, un po' strana, insomma, no? Lo Stato ti paga il 90% di quello che sostieni per pulire la facciata. Non c'è un limite di spesa, in altri casi c'è il limite di spesa. Cioè le norme sono un po' fatte... Lei dice dove sta l'inghippo in questo? Qui Prodest, cioè perché questa roba? Perché per la ristrutturazione, per l'agevolazione ambientale hai il 65% e invece
per i bonus facciate addirittura il 90%. Certo, è importante avere i centri storici con le facciate pulite, però certo. insomma, francamente... Insomma, anche questo è un ottimo spunto. Dobbiamo sapere che quando c'è il certo. credito tutti noi paghiamo quella spesa. Abbiamo una prima telefonata da casa, vediamo chi c'è in linea e che cosa ci vogliono dire. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo chiedere un'informazione. Nel caso di ristrutturazione di una casa, in cui la spesa per la ristrutturazione della casa si aggiri intorno ai 200-250 mila euro, ok? Io ho un massimo di 96 mila euro da poter detrarmi, di cui mi detraggo il 50%, giusto? Sì, corretto. Ecco, una domanda. Posso dividermi la detrazione, un po' la detraggo io e un po' la detrae mio marito, oppure i 96 mila euro sono complessivi per tutto il nucleo familiare? Chi vuole rispondere, prego. Allora, in realtà i 96.000 euro non sono collegati al nucleo familiare ma ad immobile, quindi in realtà le spese vengono detratte da chi le sostiene, cioè le paga veramente. Pertanto chi è il proprietario dell'immobile? Oppure può essere anche semplicemente un locatore, cioè un locatario, scusate, l'inquilino, insomma, per intenderci. Basta avere un diritto, diciamo, riferito all'immobile. E chi sostiene le spese? Quindi io che non ho la proprietà dell'immobile ma che sono la moglie del proprietario? Allora, per i familiari conviventi in realtà c'è la possibilità anche per loro di detrarre, però l'importante è sostenere la spesa. Cioè, vuol dire quindi che... la devo pagare io e devo fare un bonifico io all'impresa che mi fa il lavoro? Sì, allora, per le ristrutturazioni, ma questo diciamo non è una novità di adesso, è una cosa da sempre, bisogna fare dei bonifici molto particolari, cioè con delle causali specifiche, non è un classico bonifico normale. È fatto apposta per avere queste agevolazioni qua, si indica il codice fiscale del beneficiario della detrazione, quindi in questo caso se ci sono marito e moglie si indicherà quali sono del marito e quali della moglie, mettendo i due codici fiscali distinti in un bonifico piuttosto che nell'altro. In ogni caso non sono 96.000 euro a testa, sono 96.000 euro a immobile, poi come vengono ripartiti dipende anche un po' dalle capacità di reddito delle persone, di fatto, perché infatti devo valutare in base sì, perché ricordiamoci che è una detrazione sull'imposta che uno ha, non è che se poi ne rimane un pezzetto fuori se la tiene buona per il futuro, l'ha persa. Quindi il consiglio alla signora quale potrebbe essere? Di guardare il reddito di entrambi e di capire quanto mettere all'uno e all'altro. Esatto, come ripartire. Ha capito signora? Ok, grazie. Grazie a lei per la sua telefonata. Allora, noi ci fermiamo per una prima breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo per parlare anche di locazioni commerciali e di investimenti per i beni strumentali. A tra poco. Ben trovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, parliamo della nuova manovra economica 2020, abbiamo subito un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia, prego, buongiorno dica. Anche ai suoi ospiti. Buongiorno. Io volevo fare una domanda sull'IMU e la Tasi. Eccola qua Nadia, prego. Accanto alla mia casa c'era l'appartamento dei miei genitori. Quando sono mancati, perché erano usufruttuari, quando sono mancati praticamente la casa è passata a me come seconda casa, al 50% io, 50% mio marito. Praticamente adesso io l'ho data in comodato uso gratuito a mio figlio, però l'IMU e la Tasi la devo pagare salatamente. Io trovavo giusto, come c'era una volta, che l'ICI, se uno aveva un familiare dentro, non si pagava perché era prima casa. E lo trovo giusto, perché io non percepisco né pensione né niente. Mio marito ha la sua pensione, però devo pagare l'IMU e la Tasi come seconda casa e ci costa un po' troppo. Chiaro Nadia. Dovrebbero anche tener conto del reddito che ha queste persone. Certo.
Abbiamo capito, grazie intanto per la sua telefonata. Grazie, arrivederci. Grazie Nadia. Chi vuol dire qualcosa? Anche perché, visto che abbiamo introdotto l'argomento, anche da questo punto di vista ci sono delle grosse novità, perché ci sarà probabilmente, ecco, la tassa unica sulla casa, quindi verrà unificata l'IMU e la TASI. Come sarà? Allora, di fatto, sostanzialmente, cioè in realtà la novità importante è l'abrogazione della TASI, quindi sparisce quell'imposta che era stata introdotta qualche anno fa accanto all'IMU, rimane solo l'IMU. La disciplina dell'IMU non è diversa da prima di fatto, perché rimane tutto inalterato, quindi anche la situazione della signora purtroppo continuerà a ripresentarsi e sarà così. Questo dipende anche molto in realtà dai regolamenti che fanno i comuni, dalle delibere che fanno ogni anno, quindi io vedo molte differenze tra un comune e l'altro. Ci sono alcuni comuni che danno delle agevolazioni anche collegate per esempio al reddito e a volte appunto riducono gli importi, altre volte sono proprio aliquote molto più basse quando vengono date in comodato. Questo è veramente collegato al singolo comune, per cui è difficile fare un discorso generale, nazionale. Sta di fatto che la disciplina non è cambiata, IMU. Chiaramente quelle ipotesi di esenzione IMU che invece erano soggette a TASI, e penso per esempio a due casi particolari che sono i fabbricati rurali strumentali piuttosto che gli immobili merce, cioè quegli immobili che vengono costruiti dalle imprese e vengono rivenduti. Chiaramente nel frattempo non devono essere né locati né niente, cioè proprio fatti per essere venduti, costruiti per essere venduti. In questi casi che era prevista l'esenzione IMU e solo invece l'applicazione della TASI, in questo caso è stato reincorporato all'interno dell'IMU, per cui pagano IMU. Quindi viene creata, semplificando, un'unica tassa, sì, anche se poi di fatto la TASI verrà abolita? È abolita. È abolita. E semplicemente fa tutto in capo all'IMU. Semplicemente, ma la normativa è rimasta identica. Per esempio l'unica cosa magari un po' diversa sono le aliquote base. L'aliquota base ha punto percentuale 0,1% in più in genere, ok? Però anche qui è un discorso relativo, perché un conto è dire a livello nazionale l'aliquota base è dell'8,6 per mille piuttosto che il 7,6 per mille come era fino all'anno scorso. Un'altra cosa è che venga veramente adottato nel comune, perché ogni comune ha la libertà di deliberare, perché ha la possibilità, fino ad azzerare delle imposte. C'erano comuni già prima dove la TASI non c'era, era azzerata, altri invece in cui c'era. Per cui è tutto molto variabile. Certo. Ma la disciplina di fatto non è cambiata. Non è cambiata. Dottor Zinno, rimaniamo sempre sul tema dell'IMU, no? Perché insomma abbiamo sentito questa novità. Invece per quel che riguarda la detrazione, la deducibilità, scusi, dell'IMU, che novità ci sono da questo punto di vista? Diciamo che l'IMU è un'imposta fastidiosa non solo per le persone fisiche ma anche per le imprese, perché ovviamente sui capannoni industriali piuttosto che sugli immobili strumentali l'importo dell'IMU può diventare anche significativo e quindi rappresentare non soltanto un costo per l'imposta stessa ma anche per il fatto che fino a pochi anni fa era completamente indeducibile dal reddito d'impresa. Ecco, con questa finanziaria si è voluto in qualche modo stemperare questo effetto, introducendo già per il 2019 una deducibilità al 50% dal reddito d'impresa dell'IMU, percentuale che è destinata ad aumentare, nel 2020 diventerà del 60% e sarà confermato il 60% anche nel 2021 e poi nel 2022 a seguire diventerà integralmente deducibile dal reddito d'impresa. Quindi in qualche modo si è voluto evitare il duplice effetto di imponibilità dell'immobile e effetto anche ai fini IRES o IRPEF in caso di reddito d'impresa individuale dell'imposta. Professor Viatto, abbiamo sentito la telefonata prima della signora, no? Comprensibile anche lo sfogo della signora, che dice si dovrebbe tener conto però anche del reddito, no? Non c'è dubbio. Non c'è dubbio che allora sarebbe questa un'aspirazione generale del sistema, quello che le imposte dovrebbero essere parametrate a una capacità contributiva che tenga conto anche della situazione personale del contribuente. Per esempio nell'IRPEF c'è, magari poi non so se avremo modo di parlarne, ci sono tutte le detrazioni che hanno questa funzione. È chiaro che l'IMU è un'imposta patrimoniale e diciamo questi elementi di personalizzazione del prelievo sono meno
sono meno accentuati e vengono lasciati ai comuni, alla possibilità per i comuni di muoversi, ma bisogna anche dire che i comuni, per i comuni l'IMU è un'entrata importante e se riducono questa entrata i comuni poi sono in condizione di dare servizi minori. Quindi perché chiaramente, come dicevo all'inizio, la coperta è sempre corta. La percezione però insomma è sempre che sia un'imposta un po' antipatica, no? Sì, perché 0,1 per 1000, anche 0,5 per 1000, insomma, di un valore di un immobile, insomma, certo, poi alla fine sommala negli anni, peso, certo. Altra telefonata da casa, pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Signora, buongiorno, sono Nadia di Padova e saluto i suoi gentili Buongiorno ospiti. Nadia, un'altra Nadia, prego. Un'altra Nadia. Ci sentiamo spesso anche con quella signora, fatalità siamo sempre... Allora, volevo chiedere per piacere, per le facciate, che c'è la possibilità di avere il 90%, ma per una persona anziana tipo me, non è che fra 10 anni posso avere indietro un po' alla volta, perché spero di essere anche morta entro poco perché l'età è avanzata. E poi volevo anche chiedere per piacere, per rifarci i bagni noi anziani che abbiamo bisogno della doccia perché abbiamo sbagliato a mettere la vasca, non è che ci dovete dire ma ve li diamo in 10 anni, perché non ci fate un bonus di mettere a posto le case in modo anche di evitare le cadute ed essere una spesa per l'ospedale, quindi dovrebbe essere anche per l'età un po' più attenta alle necessità della popolazione e dopo anche un'altra cosa, se gentilmente mi permette. Dica. Io sono vedova, la bolletta del gas, la quota di ogni metro cubo è uguale a quella dei miei figli, a quella della vicina di casa. Alle vedove che abbiamo il 60% di reversibilità, però le bollette le paghiamo al 100% perché mi scaldo da sola, scaldo anche 10 persone, la luce è uguale. Allora volevo dire, non c'è un po' di attenzione, perché se spendiamo in quello non possiamo fare altre cose. Allora mi chiedo, la situazione, c'è un po' di buon senso, signora perché credo Nadia, che tutte le cose si risolvano un col po' viene a buon mancare. Abbiamo capito i suoi spunti, grazie Nadia. C'era qualche spunto interessante? Chi vuole un po' riprendere, perché abbiamo parlato del bonus facciate? Prego. Bonus bagni, non so, c'è la ristrutturazione. Sì, sono degli spunti comunque molto interessanti. È sempre nell'ambito della ristrutturazione, È chiaro che questo discorso di recuperarlo in 10 anni, capisco che per una persona anziana questo non sia positivo. Purtroppo la legge è così e dice se te lo vuoi te lo recuperi in 10 anni, questo credito d'imposta te lo diamo in 10 anni, è come chi non ha capienza sufficiente di imposta, no? Avere il credito alla fine si interessa ma relativamente. Certo. Sono misure agevolative, bisogna un po' prenderle così, bisogna anche prendere il lato positivo e si sa che qualcuno non riuscirà a massimizzare il beneficio, purtroppo. Questo è, la signora dice una cosa giusta quando dice ma forse per gli anziani bisognerebbe tener conto non solo per le ristrutturazioni ma in generale dei costi che devono sostenere. Questo ha ragione perfettamente, ma torniamo lì, abbiamo un welfare che non funziona. Questo è il problema del paese. Il vero problema. Il welfare per i bambini. Sì, volevo solo dire che era stata introdotta la possibilità di recuperare immediatamente il 50% dell'investimento, che poi con la legge finanziaria è stato soppresso. Questo forse poteva essere, come dire, andare incontro alle esigenze della signora o delle persone che si trovano nella stessa situazione, invece in realtà c'è stata una marcia indietro e quindi al momento non è più possibile fruire dello sconto immediato, diciamo così. Sì, perché la cosa intelligente poteva essere quella di dire, beh, tu impresa mi fai i lavori, io ho diritto alla detrazione, te la cedo, tu mi fai lo sconto, ti pago meno e poi tu te la recuperi. Questa era
poteva essere la cosa intelligente da fare, che era stata fatta e poi è stata tolta, perché ecco, ci sono esigenze poi di cassa, si perché diceva un sennò... po' che a volte manca un po' il buon senso. Si diventa anche per l'impresa difficile, perché è difficile farlo per tutti i clienti, cioè non è semplicissimo. Allora, noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, rimanete con noi perché abbiamo ancora tanti argomenti da trattare, tra poco. Ben ritrovati in studio, tante novità, riparto dal dottor Zinno perché parliamo di un'altra novità e quindi l'introduzione di uno specifico credito d'imposta che serve proprio per gli investimenti nei beni strumentali. Allora spieghiamo bene anche che cosa si intende per beni strumentali. Allora, siamo nell'ambito del reddito d'impresa, quindi diciamo si colloca, questa disposizione va a sostituire quello che precedentemente era conosciuto come maxi e iperammortamento, e di fatto viene trasformata l'agevolazione in un credito d'imposta. Ricordiamo che il maxi e superammortamento era un'agevolazione che era finalizzata a migliorare le capacità produttive dell'impresa o attraverso nuovi impianti o attraverso impianti particolarmente tecnologici. Viene mantenuta questa filosofia. In precedenza il superammortamento consentiva una maggiore deduzione del costo ai fini dell'IRES. Oggi questo vantaggio viene trasformato in un credito d'imposta e quindi il soggetto che investe può fruire di questo credito per compensare anche il pagamento di tributi diversi dalla stessa IRES, potrebbe essere l'IRAP piuttosto che l'IVA o altri versamenti. Deve trattarsi, come diceva, di beni strumentali nuovi, quindi il requisito della novità. Non sono ammesse come costo, come bene, le autovetture e i fabbricati in termini generali, e quei beni che hanno un'aliquota di ammortamento ministeriale inferiore al 6,5%. I beni inoltre devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, e anche questo è un po' una novità nel panorama di questo tipo di investimento. E il credito d'imposta varia in funzione della tipologia di investimento stesso. Per ricollegarci alla normativa precedente dove c'era il superammortamento, oggi siamo a presenza di un credito del 6%, poi questa percentuale aumenta laddove gli investimenti siano finalizzati a migliorare le capacità di innovazione tecnica e di digitalizzazione delle imprese. Il credito d'imposta viene fruito in un arco temporale di 5 anni, quindi in termini di valori assoluti non siamo in presenza di grossi scostamenti rispetto alla normativa preesistente. Quello che cambia è il fatto, e questo potrebbe anche essere un vantaggio, che si trasforma in un credito d'imposta, e quindi nel momento in cui io non avessi la capacità di pagare IRES perché il superammortamento stesso o l'iperamortamento mi ha determinato una sensibile riduzione della base imponibile IRES, ho la possibilità in questo caso col credito d'imposta di provvedere alla compensazione di tributi diversi. Certo. Tra poco andiamo a parlare delle detrazioni e tutti dei parametri per le detrazioni IRPEF. Sentiamo prima una telefonata. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Antonio. Buongiorno Antonio, dica. Sì, chiamo da Jesolo. Prego Antonio. Ho appena visto che ho acceso la televisione, ho visto il vostro programma. Io sto facendo una ristrutturazione a casa, però specifico questo, la casa è di mia proprietà, però le spese da sostenere le dovrebbe pagare mia moglie. Allora la mia domanda è questa: se faccio la detrazione fiscale, no? I soldi me li dà mia moglie, mia moglie poi se mi versa i soldi in banca a me e io dal mio conto corrente faccio i relativi bonifici qualora c'è da fare, sì, diciamo così, no? È possibile fare questa operazione qua, siccome si tratta di 20-30 mila euro circa, no? Che mia moglie dovrebbe passare nel mio conto corrente. Chiaro. Chi vuol rispondere? Avete bisogno di fare qualche domanda in più, non lo so, per capire un po'? No, anche se fosse per esempio anche un conto cointestato, quindi senza tanto passaggio di soldi, ma se fosse anche un conto cointestato potrebbe comunque fare il bonifico, mettere il suo codice fiscale, è finito là. Ha il conto cointestato, Antonio? No, non è cointestato. Vabbè. Può anche fare il passaggio, per quello non è... Cioè l'importo non è così alto. È chiaro che i passaggi di denaro a titolo gratuito dovrebbero essere inquadrati tra le donazioni o comunque tra gli altri, però insomma 20-30 mila euro direi che... Ci sono altre problematiche, però
con un conto forse può cointestato pagare direttamente magari, la signora. Sì, se la signora ha la possibilità di pagare Forse può e pagare detrarsi, direttamente la signora. ovviamente. Questa insomma è l'indicazione che secondo voi potrebbe essere. Grazie Antonio, grazie per la sua telefonata. Dottoressa, appunto andiamo a parlare di detrazioni IRPEF. Qual è un po', cosa dice la manovra su un po' i parametri da seguire? Allora, sono state fatte delle modifiche per quello che riguarda i classici oneri detraibili, quelli al 19%. Di solito ricordiamo, no, le spese mediche piuttosto che ci sono anche spese veterinarie, funebri, per esempio le tasse universitarie, cioè certo. Tutte queste cose che di solito rientrano tra gli oneri detraibili al 19% della spesa entro certi limiti, perché poi ogni detrazione ha un proprio tetto massimo di spesa. È previsto che oltre al fatto del 19% ci sia anche una parametrazione per quello che riguarda il reddito, quindi fino in realtà a redditi complessivi, cioè redditi lordi di 120.000 euro, in realtà la situazione è rimasta uguale a prima. Sopra invece c'è una forbice tra i 120.000 e i 240.000 dove questa detrazione non è al 19%, ma è al 19% ridotta poi sempre di più a mano che ci si avvicina ai 240.000 euro. C'è un calcolo particolare che non sto a spiegare, ma si riduce sempre di più, fino ad arrivare a 240.000 euro. Sopra i 240.000 euro non c'è più questa detrazione, per cui quel 19% è perso. C'è da dire una cosa, che sempre collegata a queste detrazioni, allora quando prima ho spiegato per quali erano detrazioni, però devo anche fare due esclusioni importanti. Non rientrano in questa casistica le spese mediche proprio, cioè spese sanitarie, non mediche, spese sanitarie, e gli interessi, quelli sui mutui ipotecari per l'abitazione principale, che sia perché l'abbiamo comprata, costruita o ristrutturata, ma questi sono escluse, quindi c'è a prescindere dal reddito che viene maturato. Dall'altra parte bisogna tenere presente anche che tutte queste spese, con la manovra finanziaria, devono essere tracciabili. Prima non era prevista questa cosa qui, pertanto è importante tenere presente che da adesso in poi bisogna pagare con dei mezzi di pagamento tracciabili, può essere dal bonifico a una carta di credito, una carta di debito, insomma, purché sia tracciabile. Quindi è importante tenere presente questa cosa qua. Anche qui dalla tracciabilità si esclude non in realtà tutte le spese sanitarie, ok? Ma solamente l'acquisto, quello che viene fatto in farmacia praticamente di farmaci e dispositivi medici, insomma, e tutte le visite che vengono fatte nelle strutture sanitarie o nelle strutture convenzionate col sistema sanitario nazionale. E questa è una novità, questa introduzione della tracciabilità dei pagamenti. Quindi ecco. Le altre spese mediche, pensiamo banalmente, non so, se uno va dal dentista, quindi non è che va in ospedale ma va dal dentista privato, che non è convenzionato col sistema sanitario nazionale, anche per importi piccoli, cioè anche se deve solo farsi una piccola carie, voglio dire, deve pagare con il bancomat, carta di credito, certo. Non può più fare come prima, magari si pagava con il contante. Chiaro. Idem se deve fare, non so, il veterinario o curare il cane. E quelle spese insomma che abbiamo elencato. Altra telefonata da casa. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy. Buongiorno, allora, entro i 10 anni si usufruisce di questa detrazione. Uno può rischiare di fare questa detrazione fino ai 60 anni perché dura 10 anni e arriviamo ai 70 e siamo sotto altre cose. Era d'accordo con Nadia di prima, quindi... Perché, dottoressa, voglio dire questo, che non voglio fare l'uccello del maleaugurio, però il discorso che se spendi 20-30 mila euro li devi dare subito, non è che tutti hanno i 20.000-30.000 euro, certo. Dopo in 10 anni te li ritornano. È una cosa difficile questa qua, perché se dopo devi sperare di vivere fino a che ti rimborsano, a parte che mi hanno detto che dopo gli eredi insomma possono usufruire loro del rimborso,
anche gli eredi insomma possono usufruire del rimborso se uno va all'aldilà e i soldi rientrano sempre. Ma comunque io non ho questi problemi, per fortuna. Vi ringrazio. Grazie Giusy, abbiamo capito un po' la sua provocazione. Ritorna a questo tema, prima, certo. Prima di andare in pubblicità, proprio perché si parla, no, abbiamo parlato della tracciabilità dei pagamenti, no? Abbiamo detto che questa manovra come grande faro ha la lotta all'evasione fiscale con appunto le misure di contrasto, insomma questo è un tema cardine, però vedo che abbiamo la pubblicità e ce lo lasciamo per dopo perché lo trattiamo con calma, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Dottor Zinno, insomma questa legge di bilancio ha introdotto anche delle novità per quel che riguarda le auto aziendali. Spieghiamo anche in questo caso come sono stati aggiornati i costi, quali sono un po' le novità più importanti. Allora, diciamo che intanto per fare una marcatura temporale fino al 30 giugno di quest'anno non cambierà nulla, quindi fino al 30 giugno 2020 rimarrà la situazione attualmente esistente. Dal 1° luglio cambierà e cambierà come? Diciamo che stiamo parlando intanto di autovetture che sono assegnate dalle imprese dipendenti per uso promiscuo, quindi la possibilità di utilizzarla anche per finalità personale, che oggi sono sottoposte a un regime chiamiamolo favorevole sia per il dipendente che per l'impresa, in quanto è prevista una tassazione in misura convenzionale, giusto per semplificare. Ecco, diciamo che dal 1° luglio 2020 questa tassazione convenzionale rimarrà in termini forfettari, cambierà la percentuale di tassazione a seconda della tipologia di veicolo, o meglio del grado di tutela ambientale che il veicolo è in grado di offrire, quindi dell'inquinamento che può causare. Quindi più il veicolo è inquinante, più minore è la deducibilità del costo in capo all'azienda e quindi aumenta, diciamo, la tassazione anche in capo al dipendente. Per quanto riguarda invece i buoni pasto, anche qui è stata fatta una rivisitazione andando a favore dei buoni pasto elettronici, nel senso che la tassazione in capo non costituisce, diciamo, reddito per il lavoratore dipendente. Un buono pasto che elettronico è di 8 euro, prima era di 7 euro, mentre è stata abbassata invece la soglia per quelli cartacei, è stata portata dai 5,29 euro ai 4 euro. Ecco, questo è un po' l'aspetto che ha riguardato questi due. Certo, le principali novità in termini di veicoli aziendali e buoni pasto. Dottoressa Arcaio, invece, lo avevamo detto prima, poi non l'abbiamo più trattato, per quel che riguarda le locazioni commerciali, no? Cosa c'è da dire anche qui? Quali sono le opzioni, le novità? Allora, di fatto l'anno scorso era stata introdotta la cedolare secca anche per le locazioni commerciali, quelle per i negozi in particolare, i C1. Tra l'altro di dimensioni modeste, nel senso fino a 600 metri quadri. L'anno scorso è stata introdotta con la legge di bilancio, quella del 2019, si pensava fosse riprorogata quest'anno, ma in realtà non è stato fatto, per cui quello che è stato fatto l'anno scorso, le nuove locazioni, quello rimane, ma di fatto quest'anno non ci sarà più, per cui le nuove locazioni avranno la classica tassazione ordinaria, quindi non ci sarà nessuna differenza. Perché non è stata fatta la proroga sostanzialmente. No. E invece, sempre a livello di cedolare secca, è stata data una conferma, però a questo punto definitiva, per quello che riguarda i canoni, le locazioni a canone concordato di abitazioni, stiamo parlando però qui non più di locali commerciali. Certo. Siccome la norma prevederebbe che sarebbe al 15% l'aliquota da pagare, in realtà con le ultime finanziarie è sempre stata abbassata al 10%. Con questa è stata definitivamente abbassata proprio la norma iniziale che dice che era il 15 al 10, per cui da adesso in poi saranno sempre al 10, fino a che non verranno fatte altre modifiche. Altre manovre, ecco. Professor Viotto, dulcis in fundo, ce la siamo lasciata alla fine, insomma, questa lotteria degli scontrini, no? Perché appunto abbiamo detto che la manovra ha avuto una grande spinta, insomma, per quel che riguarda proprio la lotta all'evasione fiscale. Cosa dobbiamo dire su questo? Anche perché, insomma, anche qui molte discussioni, molta bagarre, cosa possiamo... Allora, intanto diciamo che
la lotteria degli scontrini si inserisce, diciamo, in una serie di strumenti di contrasto alla lotta all'evasione. Non vorrei che si pensasse che tutta la lotta all'evasione è incentrata sulla lotteria degli scontrini, anzi in realtà è solo un pezzetto questo della lotteria degli scontrini. La lotta all'evasione viene contrastata con un inasprimento delle sanzioni penali molto pesante. Quindi bisogna fare molta attenzione perché certi reati saranno puniti, quindi comportamenti illeciti più gravi saranno puniti con sanzioni detentive, carcere, dai 4 anche agli 8 anni, quindi sanzioni penali molto pesanti. Poi ci sono tutta una serie di strumenti, di misure che spingono verso la tracciabilità dei pagamenti, perché più il pagamento è tracciabile, naturalmente, meno è possibile spendere il contante, meno è possibile spendere il nero per chi ha fatto il nero, il cosiddetto nero. E poi appunto c'è questa lotteria degli scontrini che su che cosa si basa? E come funziona soprattutto? Come funziona ancora non lo sappiamo perché ci sarà un provvedimento amministrativo che dovrà dire come si farà, ma pare che dovrebbe essere in questo modo. Uno dovrà registrarsi da qualche parte. Ottiene un codice, che è il suo codice lotteria. Quando va a pagare dovrà dare al negoziante il codice della lotteria e quindi al suo scontrino verrà associato in qualche modo questo codice. Ora non lo so se si farà per tutti i pagamenti, anche quelli da €1, oppure soltanto quelli che supereranno certe soglie. Spero di sì, perché altrimenti avremo le code al bar, semplicemente perché uno prima di pagare il caffè devi anche dargli il codice, quindi sarà E questo modo, diciamo, crea un contrasto, no, di interesse, nel senso che io, che sono il consumatore, ho interesse a che il commerciante faccia lo scontrino, perché con lo scontrino posso partecipare alla lotteria. Però attenzione, perché ci saranno anche degli effetti, come dire, forse indesiderati, nel senso che quando tu ottieni il codice e il tuo codice verrà utilizzato, da qualche parte sicuramente questa tua operazione verrà memorizzata. Quindi, come dire, la tua operazione di dire gioco, partecipo alla lotteria perché ho comprato, sicuramente consentirà di associare questo tuo comportamento ad un certo evento. Quindi, come dire, è possibile che si realizzi quella che si chiama la cosiddetta profilatura dei clienti, che è quello che fanno, come dire, tutte le società di internet, no? Tu quando scegli una certa cosa sanno che tu hai un certo gusto. Bene, da qualche parte, in qualche cervellone, verrà sicuramente immagazzinata questa notizia, questa informazione, che tu hai speso 10 euro, 100 euro in quel negozio, quel giorno, e hai partecipato alla lotteria. Non avrai perso, però in questo modo tu avrai fornito, come dire, allo Stato, alle radio, un'informazione che potrà essere immagazzinata. Teniamo conto che i big data, quelli che si chiamano la massa di dati che vengono elaborati, ce l'ha anche l'Agenzia delle Entrate, no? Quindi questo potrà essere oggi uno strumento per creare quello che si chiama il conflitto di interesse, ma io non escludo, perché qui in Italia, come dire, la privacy oramai anche per le indagini tributarie oramai non esiste più, non escludo che però un domani questo possa servire per profilare il cliente contribuente, per capire quali sono le sue abitudini, ma anche per sapere se quel giorno ha speso 100 euro, ha partecipato alla lotteria e ha pagato in contanti oppure ha pagato con una carta. E se non ha pagato in contanti, se ha pagato in contanti... Era necessario, insomma, tutto questo per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica? Allora, il problema è che siccome siamo in un paese dove abbiamo un livello di evasione che è eccessivo, scandaloso direi, dobbiamo dirlo, non è che siamo qui a difendere gli evasori, allora è l'evasione in generale. Allora, siccome questo livello è scandaloso, è chiaro che si cercano tutti i metodi per poter contrastare l'evasione, quando in realtà, come dire, il problema dovrebbe essere preso a monte, cioè tu dovresti cominciare ad un'educazione alla legalità a tutti i livelli e soprattutto dovresti tu, Stato, cominciare a funzionare in modo efficiente. Se lo Stato funziona in modo efficiente, una persona si sente orgogliosa di partecipare allo Stato, di partecipare
alle spese dello Stato, no? Se la sanità funziona, le case di cura funzionano, se gli anziani hanno i servizi, se le famiglie hanno i servizi, se la ricerca funziona, uno è orgoglioso di far parte di una comunità, no? Non perché riceve, ma perché tutto funziona, e allora è chiaro che essendo orgoglioso hai meno stimolo o comunque non hai l'alibi per evadere. Ecco, diciamo così, non avrai l'alibi per l'evasione, però per fare questo bisogna lavorare parecchio. Insomma, la sua lettura, insomma, è molto attuale, direi, e la ringrazio per questo. Ma siamo in chiusura. Io ringrazio allora il professor Antonio Viotto, commercialista e docente universitario Ca' Foscari, grazie anche alla dottoressa Barbara Arcaio e il dottor Gianluca Zino, entrambi commercialisti. Grazie anche a voi di averci seguito da casa e aver insomma contribuito con le vostre domande. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Ore 13. Arrivederci.